E questo è lo spot che la Regione Veneto aveva preparato per quanto riguarda Expo 2015, ma noi siamo a Fiera Agricola 2016 a Verona e la Regione Veneto ha pensato di riunire sotto un unico tetto, diciamo, quindi in un unico stand, i suoi tre enti che si interessano in qualche maniera al settore primario, ARPAV, qui alla mia sinistra la VEPA e poi Veneto Agricoltura. Perché? Perché questa è un'occasione unica per presentare al pubblico, ai migliaia di visitatori di Fiera Agricola, in particolare l'innovazione. Sì, l'innovazione è il tema centrale di questa fiera agricola ed è la mission di Veneto Agricoltura. L'innovazione è quella che sosterrà l'ulteriore evoluzione del sistema agricolo italiano, ma non solo, Veneto in particolare, e un'innovazione finalizzata sia all'introduzione di nuove tecniche culturali, soprattutto per individuare delle modalità di introduzione dell'innovazione che siano sostenibili dal punto di vista economico, sociale, ambientale e soprattutto una innovazione che deve essere sostenuta, supportata e implementata in una logica di sistema. La grande criticità che caratterizza ed è elemento di debolezza nel sistema agroalimentare italiano, è emerso con grande evidenza, è il saper fare sistema. Saper fare sistema anche a riguardo dell'introduzione dell'innovazione. L'agricoltura nel Veneto sarà piccola, intendo dire che l'azienda è piccola ma è importante, è fondamentale. Sì, l'azienda media è 2,80 ettari di superficie, però sono aziende innovative, aziende che fanno prodotti tipici di qualità, una qualità che ovviamente si traduce in salute e sicurezza alimentare, e dall'altro la volontà di dire che si cresce moltissimo in occupazione più 23%, in esportazioni più 12,8%, ma soprattutto si cresce anche su quel fronte che è quello del pensare che i giovani sono sempre più presenti in agricoltura. Ecco, l'agricoltura veneta da una parte, diciamo, è ubriaca di vino, ma dall'altra parte soffre soprattutto carne e latte. Ah sì, il tema è il grande tema, è il tema che non ci permette ancora di essere vincenti, visto e considerato che il tema delle certificazioni dell'etichettatura obbligatoria non va in quella direzione, non va nella direzione di difendere le nostre produzioni. Lei è stato ministro anche dell'agricoltura, dove la mettiamo l'agricoltura? Al primo posto è ovvio, pensate solo che in questo momento di crisi, di difficoltà, l'agricoltura è il faro che ci permette di dire che ci sono dei settori nei quali stiamo uscendo bene dalla crisi e l'agricoltura è uno di questi. Ministro dell'agricoltura o ministro dell'agroalimentare? Guardi, ancora ministro dell'agricoltura e comunque la prospettiva è quella del Ministero dell'agroalimentare, così come abbiamo indicato nelle settimane scorse. Ecco, perché al di là del fatto che ci sono stati dei movimenti, dicendo agroalimentare cosa vogliamo dire? Beh, l'unità delle forze agricole e alimentari italiane, una operazione che deve aiutarci a riorganizzare bene tutti gli strumenti a disposizione di un settore cruciale come l'agroalimentare italiano, e un'innovazione anche dal lato proprio delle risposte pubbliche, quindi anche delle istituzioni che cambiano per dare più forza a un settore che dall'export in poi ci sta dicendo tantissimo del futuro di questo paese. Ecco, anche qui nel Veneto abbiamo visto alcune cose, per esempio lei ha visto come posso dire, l'agricoltura 2.0 che può dare molto, poi dopo vediamo un'agricoltura però legata più al territorio. L'agricoltura del futuro sarà? Beh, innovazione, sostenibilità,
i piedi per terra ovviamente ben ancorati nelle qualità italiane, poi soprattutto grande sviluppo di tecnologia e quindi di capacità di innovare, di scommettere su fronti nuovi come quelli del rapporto tra modello agricolo, modello agroalimentare e nuove tecnologie. Le cose che abbiamo visto anche oggi qui dimostrano che l'Italia ha delle carte da giocare molto importanti. Fiera bagnata, fiera fortunata? Beh, direi proprio di sì, perché dopo un periodo così lungo di siccità un po' di pioggia fa bene, ma fa bene anche a una fiera che è cresciuta parecchio in questa edizione, quasi il 20% in più di espositori, una fiera che è cresciuta anche come offerta per l'azienda agricola, che può veramente trovare a Fiera Agricola tutti i mezzi della produzione, della tecnologia, delle sementi, dei sistemi per l'utilizzo delle biomasse per la generazione di energia, ma anche l'agricoltura di precisione, i droni, ci sarà un intero padiglione dove poter vedere come si utilizzano i droni in agricoltura, e quindi una fiera agricola che ha proprio nella completezza dell'offerta la sua caratteristica più importante.